Il vestito tende a inserirsi in un sistema formale organizzato, normativo, costruito dalla società, e cioè costume, vettore di messaggi identitari e valori simbolici, non più semplice capo d'abbigliamento a carattere utilitario, ma modello sociale. Infatti l'abbigliamento risponde a delle assegnazioni sociali. Così, contrariamente al vestito maschile destinato generalmente a scoprire il corpo o perlomeno a rendere agevoli le attività tradizionalmente legate alla sfera maschile, il vestito femminile era concepito per coprire il corpo, anche a discapito della libertà di movimento. La tenuta femminile per eccellenza era il peplo. Il peplo, abito dal forte valore simbolico, veste di Pandora, la prima donna, capo offerto ritualmente alla dea Atena in occasione delle feste ateniesi delle Panatenee, ed era riservato esclusivamente alle fanciulle di età post-puberale. Meno antico del peplo, ma già ben documentato nei poemi omerici, il chitone, tunica di lino cucita e chiusa in corrispondenza delle spalle. Questo era inoltre il capo destinato alle bambine e alle ragazze più giovani. L'abbigliamento femminile era completato dal velo, strumento di protezione anch'esso indissociabile dall'immagine di rispettabilità che la donna libera doveva trasmettere. Le donne erano sottomesse a un ideale di bellezza altrettanto rigorosamente definito, quello di un colorito bianco ai limiti del pallore, esaltato sia nella poesia sia nella pittura, che adottò non a caso convenzionalmente nei vasi a figure nere il bianco per dipingere le figure femminili. La preservazione del pallore era tanto più semplice quanto più la donna fosse protetta dal sole e quindi relegata all'interno delle mura domestiche. Le donne greche, soprattutto a partire dall'epoca classica, non esitarono ad accentuare il biancore del viso attraverso il trucco, nonostante il ricorso ad artefici di questo tipo fosse oggetto di biasimo da parte dei più tradizionalisti, come il personaggio di Iscomaco che rimprovera con tono condiscendente la giovane moglie per essersi truccata. La definizione di genere attraverso una separazione netta tra apparenze femminili e maschili, fissata da criteri estetici ben precisi, si poteva inoltre intrecciare con l'affermazione dell'identità etnica, in particolare nel rifiuto dell'uomo greco ad accogliere costumi e abitudini stranieri, contrassegnati come non solo barbari, ma anche effemminati. È il caso dei pantaloni, indumento che identifica sia i persiani sia le amazzoni nella pittura vascolare greca. La questione dell'educazione femminile è stata ed è ancora oggi oggetto di un dibattito storiografico che oppone i difensori della tesi tradizionale, secondo la quale le fanciulle non avrebbero in alcun modo potuto avere accesso all'istruzione, e gli storici più propensi a riconoscere una formazione intellettuale aperta, sebbene in modo sporadico, anche al mondo femminile. La realtà sulla quale siamo meglio informati, quella ateniese di epoca classica, sembra essere stata una delle meno favorevoli alla promozione di un'istruzione femminile analoga a quella maschile, stando almeno alle testimonianze di Senofonte, il quale fa dire al suo alter ego Iscomaco che quando fece entrare la sua giovane sposa di soli 15 anni, quest'ultima sapeva solo filare e tessere. Toccò quindi al marito il perfezionamento della formazione della sua giovanissima sposa, in modo da farne una perfetta padrona di casa. In epoca arcaica sembrano non essere mancate le occasioni di formazione artistica per le fanciulle appartenenti alle classi aristocratiche. Partendo dai versi di Saffo, è stato ipotizzato che la poetessa tra il VII e il VI secolo a.C. dirigesse una sorta di confraternita dedicata ad Afrodite, a Mitilene sull'isola di Lesbo, in cui le fanciulle sarebbero state iniziate nell'ambito di una convivenza femminile alla danza, alla musica e al canto. Esempi di questo tipo sono noti in altre città del mondo greco, in particolare a Sparta, e si articolano come gruppi di fanciulle che, guidate da una donna più matura avente la funzione di corega, si dedicavano a delle rappresentazioni rituali nel quadro di cerimonie non prive di risvolti istituzionali, in quanto inserite nel sistema politico-religioso della comunità di appartenenza. In questi cori la corega rivestiva dunque un ruolo pedagogico e intratteneva con alcune allieve delle relazioni di tipo omoerotico. Sentimenti di tristezza per la partenza di una delle allieve o di gelosia nei confronti del futuro sposo di una di esse vengono espressi con grande efficacia da Saffo e non sussistono dubbi sull'autenticità della sua passione amorosa.
Molto si è discusso sul carattere e il significato dell'omosessualità femminile, messa in parallelo con quella maschile, che pure ebbe un ruolo importante nella società greca e alla quale veniva riconosciuto un valore iniziatico. Va aggiunto che, vissuta apertamente durante l'età arcaica, l'omosessualità femminile venne censurata e condannata in età classica, scomparendo perciò anche dalle fonti letterarie per riapparire solo in età imperiale, con Luciano di Samosata e i suoi dialoghi delle cortigiane. È pertanto difficile poterne cogliere i caratteri, valutarne la diffusione e soprattutto inquadrarne la pratica all'interno del quadro educativo. Il matrimonio, invece, viene paragonato a un gioco o a un lavoro di aratura e di inseminazione della donna come la terra generatrice feconda di frutti. Il fatto stesso che la sposa porti il velo, che il suo viso resti quindi nascosto alla vista altrui, che il gesto dello svelamento sia compiuto dallo sposo e che la moglie si trasferisca nella maggior parte dei casi in una nuova casa in seguito a una transazione tra due uomini, conferma il suo ruolo subordinato. La scomoda posizione della moglie ateniese è efficacemente riassunta da Euripide in alcuni versi della Medea, in cui la protagonista, sposa abbandonata dal marito Giasone, definito da lei cattivo sposo, denuncia l'infelicità della condizione femminile, che proprio nell'esperienza matrimoniale si concretizza in modo più penoso. Ad Atene in particolare, la dote, sostituito dall'eredità paterna, accompagnava la donna ateniese nel suo cambiamento di residenza e veniva gestita dal marito che ne aveva l'usufrutto per tutta la durata del matrimonio. La passività della moglie e la simmetria di diritti e doveri rispetto al marito erano direttamente legate all'obbligo di garantire una discendenza legittima, cioè alla funzione riproduttiva. Questa però non riguardava che una stagione ben definita dell'esistenza femminile, che terminava di fatto con la menopausa e il conseguente raggiungimento della vecchiaia. I versi saffici rappresentano un esempio unico della percezione della vecchiaia da parte di una donna greca e più generalmente una riflessione sulla natura umana e sul suo rapporto con il tempo che nessuno può fermare nel suo scorrere inevitabile. Il mito di Titone, che aveva ricevuto in dono l'immortalità ma non l'eterna giovinezza in particolare, era noto sin dai poemi omerici e, nell'inno omerico ad Afrodite, è presentato come un esempio degli orrori di una vecchiaia estrema. Poeti contemporanei di Saffo, quali Tirteo e Mimnermo, ne fanno anch'essi allusione nei loro componimenti. La poetessa si ispirava di fatto a un tema stereotipato e convenzionalmente non legato specificamente nell'essere donna o uomo, di cui troviamo degli echi anche in altri poeti, alle contemporanei quali Anacreonte o Alcmane. Anche in Archiloco e in Anacreonte la vecchiaia si rende visibile con la comparsa delle rughe che seccano la pelle. Anche la gravidanza e il parto costituiscono e costituivano tuttavia dei momenti delicati nella vita di una donna. Il dolore del parto viene spesso evocato sulla scena tragica delle eroine. Medea non esita a equipararlo al combattimento, rispetto al quale sembra 3 volte più duro. E dicono di noi che viviamo in una casa una vita senza pericolo, mentre loro combattono in guerra, ma ragionano male, giacché preferirei stare 3 volte presso lo scudo piuttosto che partorire una sola volta. La similitudine riprende in realtà un'equivalenza già presente nell'Iliade, in cui le doglie della partoriente sono paragonate ai dolori di Agamennone ferito sul campo di battaglia. Il dolore provato durante il parto scatena in qualche modo il sentimento materno, l'attaccamento della madre ai figli, affetto maggiore di quello provato dal padre perché forgiatosi sin dalla gravidanza attraverso la prossimità con il feto, come afferma Aristotele. I miti delle Amazzoni e delle Lemnie, mettendo in scena un mondo alla rovescia, ribaltato, una sorta di antisocietà, sembrano voler esorcizzare l'idea stessa dell'esercizio di un potere femminile, di un'invasione di campo concepita come impensabile se non presso popoli stranieri. Lo spettro della ginecocrazia è relegato nelle fonti letterarie alla trasgressività comica, al mito esorcizzante e all'alterità del mondo barbaro, senza che se ne colgano tracce nell'esperienza della donna greca. L'ideologia greca pare invece appoggiarsi su una costruzione ermeticamente bipolare, che affida all'uomo le fatiche della guerra e la gestione degli affari pubblici e alla donna della maternità e delle attività domestiche.
Tale ripartizione dei ruoli è espressa già nei versi omerici. Ettore, rivolgendosi ad Andromaca nell'Iliade, le intima di dedicarsi al telaio, lasciando la guerra agli uomini. Telemaco, allo stesso modo, usa gli stessi argomenti per imporre a sua madre il silenzio, invitandola a riprendere le attività, la filatura e la tessitura, e a permettere a lui di governare il palazzo e a riprendere le decisioni. Plutarco, influenzato dalla seconda sofistica, corrente filosofica che considerava che chiunque, indipendentemente dal sesso di appartenenza, meritasse il riconoscimento dovuto, esprime sin dall'inizio l'idea di una fondamentale uguaglianza tra i due sessi, nella pratica dell'arete. Partendo da questa premessa, egli elenca una serie di esempi, tratti prevalentemente dal mondo greco, di donne distintesi per un comportamento valoroso e quindi degne di passare alla posterità. Si tratta di lezioni di coraggio, azione, intraprendenza, senso della giustizia, amore per la patria. In tutti i casi l'impresa anticonvenzionale delle donne si manifesta in situazioni di estremo rischio per la comunità. Le donne di Argo, per esempio, si sarebbero distinte sotto la guida della loro compatriota e poetessa Telesilla, nella difesa della loro città contro il re spartano Cleomene, che, come raccontano anche altre fonti, tentò la conquista di Argo all'inizio del V secolo a.C. Le donne di Chio, allorché Filippo V di Macedonia, alla fine del III secolo a.C., assediata all'isola, proclamò un editto che avrebbe permesso agli schiavi passati dalla sua parte di unirsi in matrimonio alle loro padrone. Esse corsero a scalare le mura, portando pietre e armi da getto ed esortando e incitando i combattimenti, finché ferirono e respinsero i nemici e scacciarono Filippo. Tali azioni rivelano in realtà che le donne greche, contrariamente, non furono estranee ad azioni di tipo militare. Dietro al paravento delle rappresentazioni stereotipate delle categorie mentali che inserivano la donna greca in un'apparentemente rigida ripartizione di ruoli e funzioni, da quella della moglie a quella della prostituta, passando attraverso la condizione più sfuggente della concubina, l'immagine della donna greca che si delinea dall'analisi delle fonti risulta variegata e sfaccettata. Ne emerge così non una figura monolitica inserita in una storia immobile che la rinchiude in un destino predeterminato dalla biologia, bensì un profilo variabile in base a una molteplicità di parametri. Non di donna allora, ma di donne greche bisognerebbe parlare, nella loro traiettoria biografica, inserite ciascuna in un contesto sociale, politico ed economico che ne ha condizionato l'esistenza. Ciò comporta la necessità di uscire dal quadro storiografico tradizionale che ha a lungo opposto in modo dicotomico la polis e l'oikos, il politico e il domestico, lo spazio dell'uomo e quello della donna, dando per scontato l'invisibilità delle donne nell'ambito pubblico, unica dimensione valorizzata dagli studi storici. La società greca dunque è formata da un'ideologia discriminatoria che, basandosi sulla diversità fisiologica tra uomo e donna, sancì l'inferiorità dell'universo femminile.